36esima e ultima puntata per questa stagione di Insieme da Aquileia. Ancora bentrovati a tutti, bentrovati a chi ci segue in televisione e sul nostro canale YouTube, lo vedete in sovraimpressione, lì potrete vedere e rivedere le puntate, tutte le puntate di questa stagione, ma vi annuncio già che nel corso dell'estate non vi lasceremo perché sempre il martedì sera alle 21 vi riproporremo alcuni tra i migliori, più interessanti servizi realizzati nel corso di questa stagione. Sommario velocemente perché anche stasera è molto ricco, cominciamo dalla festa del Santo celebrata domenica, vi racconteremo alcuni aspetti che non sono emersi durante la diretta della processione come la diretta un po' funestata dall'improvviso acquazzone. Poi parleremo di anno sacerdotale, innanzitutto con Don Valentino Salvoldi che sarà qui ancora in studio con noi, racconteremo la celebrazione di chiusura dell'anno sacerdotale dell'11 giugno, festa del Sacro Cuore a Treviso, in particolare quella svoltasi appunto nel capoluogo della Marca. E poi un'intervista a Monsignor Bruno Fasani, sacerdote, autore di un libro Il cappello sull'acqua, sulla solitudine dei preti. Poi parleremo di scuola con una domanda, una scuola davvero paritaria? Ne parlerà il nostro direttore Alberto Feltrin insieme a due ospiti, Adriano Coccia dell'AGESC e Don Edmondo Lanciarotta, delegato della Conferenza Episcopale Triveneta per la scuola, l'educazione e l'università. Ancora la celebrazione per i 400 anni dell'Ordine della Visitazione, la ricorrenza il 6 giugno scorso. Da Cittadella il nuovo patronato inaugurato alcune settimane or sono, dedicato a San Pio X, e poi Maddalena Volpato, ritroviamo questa figura, questa giovane suora, figlia della Chiesa, morta in giovane età, per la quale si è chiusa la parte diocesana del processo per la beatificazione. Ora tutti i documenti arriveranno a Roma. E poi parleremo di un restauratore di chiese particolari, se non altro per la loro collocazione a Gerusalemme, quindi in Terra Santa. Per chiudere con un'iniziativa del Centro Aiuto alla Vita di Treviso, una scuola per neomamme, in particolare mamme che arrivano dalle altre parti del mondo e dalle nostre parti risiedono. Andiamo ad iniziare con la festa del Santo, Sant'Antonio quest'anno cadeva di domenica, ogni tanto capita anche la pioggia sulla festa del Santo, così è successo anche quest'anno durante la processione. Allora vi raccontiamo di seguito due aspetti: la gente in attesa del passaggio della processione con le voci raccolte da Paola Sartore, e poi Valentina Voi che ci accompagna a scoprire l'aiuto e la presenza dei carcerati per la festa del Santo, in particolare con la produzione di dolci che possiamo assicurare sono molto buoni. Vediamo. Quella che segue la processione di Sant'Antonio è una vera e propria folla festante, ma anche molto presa da tutto ciò che è l'aspetto religioso, devozionale della preghiera, e c'è un gruppo di persone, il gruppo degli amici di Sant'Antonio, che ogni anno si preoccupa di fare in modo che ciò che accade lungo tutto il percorso sia sentito da tutti. Da tutti, sì, sono sentiti da tutti perché ogni 50 metri c'è un'auto, l'autoparlante, che tutti i pellegrini sentono la messa e vedono la processione. Nello stesso istante? Nello stesso istante, sì. Da quanto tempo è che fate questo lavoro? 20 anni. 20 anni? Già 20 anni, io sono già 20 anni che vengo qui tutti gli anni. È un po' il vostro tributo verso Sant'Antonio, questo, un modo di mettersi al servizio. Servizio, sì. Tutti quanti siamo tutti al servizio di Sant'Antonio, siamo amici del Sant'Antonio. Grazie mille e buon lavoro. E chi segue la processione di Sant'Antonio ha davvero qualsiasi età. Vediamo per esempio qui dei giovanissimi devoti di Sant'Antonio. Sentiamo un po' questo giovanotto, come si chiama? Come ti chiami? Sei timido. E tu sei sua sorella? Tu come ti chiami? Emma. È la prima volta che vieni a vedere la processione? Sei già venuta? Parlo col papà, è meglio, cosa dici? Allora, bambini accompagnati ovviamente dai genitori, i genitori che vengono qui perché che cos'ha di particolare Sant'Antonio? È il santo di Padova, per cui essendo di Padova non si può mancare a questo avvenimento, insomma.
E cosa lo rende speciale rispetto magari ad altri santi? Non so, il fatto che sia così vicino alla gente, che abbia sempre protetto chi era in difficoltà, gli ultimi in qualche modo. Di sicuro sì, direi queste cose. I bambini quindi già da piccoli cominciano a coltivare questa devozione Si inizia da piccoli, è bene che inizino da piccoli. e quindi si continuerà. Esatto. Continuiamo a vedere altre persone che sono qui lungo le vie attraverso le quali passa la processione. Ci sono per esempio anche delle signore che sono riuscite ad essere tranquille, sedute in comodità per attendere anche con più tranquillità. Grazie al Signore nostro amico che ci ha portato le sedie. Voi da dove venite? Siamo qua, Qui di Padova. qui di Padova e vicini. Perché secondo voi Sant'Antonio ha così appeal nel cuore della gente? Che è un santo che chi ci crede e chi non ci crede fa dei miracoli e allora certo ha la simpatia di tutte le persone. Lei in particolare è qui per chiedere qualcosa, per pregare con gli altri? L'aria, l'atmosfera che c'è in questa giornata particolare. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Anche un semplice dolce può contenere un gesto di solidarietà. I dolci di Sant'Antonio nascono dalla volontà e dalla collaborazione dei detenuti della casa circondariale Due Palazzi di Padova e dai frati della Basilica del Santo. Un legame stretto, quello tra il mondo carcerario e il Santo dei Miracoli. Una storia che inizia secoli fa. Antonio, l'ultimo gesto, Sant'Antonio, prima di morire nel 1231, è stato quello di far cambiare il comune di Padova lo statuto per impedire che alle persone oggetto di usura che non riuscivano a restituire soldi non finissero in prigione e non perdessero la loro libertà, ma ci fosse solo un gesto di spoliazione per poi poter ripartire. Ha origini molto più recenti la creazione di una linea dolciaria ispirata a Sant'Antonio e realizzata dai detenuti padovani. Dal 2007, da quando abbiamo avuto la possibilità di portare la reliquia di Sant'Antonio all'interno del carcere, e abbiamo conosciuto la realtà anche così di volontariato, quella della cooperativa Giotto, che poi produce all'interno del carcere i famosi dolci, e un impegno che si è poi protratto nell'arco dei mesi successivi, e poi ogni anno l'appuntamento con una celebrazione particolare sia nel carcere penale che in quello circondariale. Dolci creati da pasticceri che non hanno nulla da invidiare a colleghi pluripremiati, anzi. Nel mese antoniano l'Accademia Italiana della Cucina consegnerà ai pasticceri detenuti il premio Dino Villani 2010 per la Noce del Santo e sarà occasione per presentare le nuove creazioni della linea I Dolci di Antonio. 3 tipi di biscotti, il leggero monaco, il saporito contadino e lo speziato cavaliere e 2 dolci, la corona del santo e il giglio. Squisitezze buone tanto per il palato quanto per il cuore. I miracoli meno noti del santo sono quelli operati nell'animo delle persone. Oggigiorno sono molto contento di tante cose, delle persone che mi hanno fatto ricredere nella vita, come amare il prossimo, in senso che mi sento rinato che dopo tanti anni di reclusione vieni fuori da un carcere e vedi un mondo che ci sono delle persone che non usano pregiudizi, che a volte in carcere hai paura di affrontare la vita, perché te parti, che sì, stai in carcere, un mondo a parte, vai fuori, non sai cosa trovi, dopo tanti anni specialmente. Invece ho trovato queste persone che mi hanno offerto tanta umanità. La soddisfazione più grande di partecipare del reinserimento lavorativo dopo lo sbaglio commesso è stata la migliore strada che ho trovato nel percorso carcerario. Il mio nome adesso non si chiama mi chiamo Andrea, quindi io sto camminando una strada proprio verso cristiana, insomma. Ecco,
Eccoci tornati insieme da Aquileia, prosegue il nostro cammino, proseguono anche i nostri incontri, ritroviamo con piacere in questo studio Don Valentino Salvoldi, bentornato. Grazie. Oggi nel suo ruolo istituzionale più formale, cioè quello di incaricato per la Santa Sede della formazione del clero delle giovani chiese. Siamo alla chiusura ormai delle celebrazioni dell'anno sacerdotale, un anno molto intenso, anche contrassegnato da scandali, dalla questione pedofilia, che certamente poi è stata sollevata, in alcuni casi forse un po' gonfiata da alcuni organi di stampa. Ma parliamo dei preti, della formazione. Tu ti occupi proprio di questo, della formazione del clero delle giovani chiese. È importante allora continuare a formarli questi preti? Già era stata un'idea di Giovanni XXIII di avere un istituto all'interno del Vaticano che si preoccupasse soprattutto della formazione dei formatori del clero. Purtroppo i tempi si sono protratti e siamo arrivati fino alla fine del pontificato di Giovanni Paolo II, quando il Cardinal Sepri mi ha dato questo incarico di formare i formatori del clero. Non è che debba stare io a Roma, bensì io giro quando c'è bisogno, quando uno Stato africano o asiatico risponde alla nostra proposta, andiamo e stiamo 3 settimane cercando di porre i fondamenti biblici, i fondamenti dogmatici e i fondamenti morali della formazione del clero. Certo, il grande problema per l'Africa è che questi centri, questi momenti di formazione vengono a costare molto caro. Il Vaticano paga la metà e la metà pagano le chiese locali, ma attualmente sia in Vaticano sia le chiese locali pochi sono i soldi, quindi si è un po' frenati in questa attività che è importantissima, perché tanti lamentano crisi all'interno della Chiesa, chiese che sono sempre più vuote, soprattutto i giovani mancano. Ecco il bisogno assoluto di formare, dei preti che siano veramente convinti dell'importanza della preghiera, conoscono bene la Bibbia, conoscono i segni dei tempi, li sappiano leggere e trarre il meglio in modo tale da sedurre la gente, nel termine etimologico, sedurre, seducere, non portare a sé ma portare a Dio la gente, in modo tale che leggendo la parola di Dio, pregando bene con i sacramenti ben svolti, ben celebrati, si possa avere la gioia di stare nella casa del Signore, di ricevere i principi della morale cattolica, la gioia di mettere in pratica. Il prete uomo di Dio, il prete uomo di preghiera, purtroppo almeno nella nostra società, nelle nostre parrocchie, spesso capita di vedere preti amministratori, loro malgrado, magari loro stessi certamente non vorrebbero certi ruoli. Sei stato recentemente in Africa, in Malawi nello specifico, raccontaci un po' di questo viaggio. In Malawi ho visto che 30 anni fa ero già stato, allora avevo scritto un libro, La povertà dignitosa del Malawi. Dopo 30 anni questo Stato economicamente è peggiorato, però si è mantenuta una serenità di fondo. La fede veramente aiuta moltissimo a dare una marcia in più rispetto a chi non l'ha. La fede aiuta. Si muore di fame, è bruttissimo morire, però chi muore va in paradiso. Chi invece rimane è capace di danzare la vita. Ecco, allora, facendo il grande confronto fra questi 33 paesi africani che ho già potuto visitare e il nord d'Europa, noi qui in particolare, vedo che questi africani riescono a vivere bene nel poco che hanno. Noi viviamo male con tutto quello che abbiamo. Ecco allora il bisogno di scambiarci dei valori. Loro ci daranno una spiritualità che a noi manca, noi daranno quelle cose materiali che a loro mancano e in questo dialogo culturale, spirituale, religioso potremo stare meglio tutti. Abbiamo citato prima anche i problemi che ci sono, insomma il caso pedofilia certamente ha contrassegnato il 2010, Irlanda, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, non sembra ci sia parte del mondo salva da questo problema. Dal tuo punto di vista, dal tuo incarico così alto per il Vaticano, una parola anche su questo? Ma reputo che se un amico mi desse un tesoro con le mani sporche, mi dispiace che le mani sono sporche, ma io prendo il tesoro. La Chiesa può essere sporca, innanzitutto non è così sporca come cercano di farla vedere, perché i mass media giocano abbastanza su situazioni assurde, tanto è vero che si dice che il 94% delle accuse contro i preti poi si dimostrano completamente false.
Certo, rimane quel 6% che crea problemi e per i quali domandiamo perdono. Però ecco, ripeto, cosa che mi dà la Chiesa? La Chiesa mi dà Cristo. E allora, ecco, preti, cerchiamo noi di purificarci, di domandare perdono e far penitenza. Laici, fatevi avanti, lavoriamo insieme affinché questa Chiesa continui a proporre al mondo questo tesoro bellissimo che è Cristo, Lui che basta a riempire la nostra vita. Beh, con questa riflessione che davvero apre alla speranza, allora noi ci salutiamo sperando di ritrovarci, magari qui ancora nel nostro ambiente virtuale di Aquileia oppure in giro da qualche altra parte. Grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti voi. Noi vescovi siamo fieri di voi e insieme ai fedeli vi siamo grati per la vostra vita consumata nella fedeltà a Dio e all'uomo. E su prati d'erba fresca lui mi fa riposare. Un anno sacerdotale, come ha detto il Vescovo, che si chiude per le celebrazioni ma poi continua nella vita ordinaria. Certamente è un impegno rinnovato che noi abbiamo voluto in qualche maniera così rendere più ardente in questo tempo dove noi sacerdoti siamo ancora in prima linea e siamo chiamati ad essere poi buon pastore in mezzo alla gente. E il Signore, con l'aiuto anche dei fedeli, ci darà questa grazia per portare avanti questo nostro impegno pastorale. Mi abbandono al tuo amore, mi abbandono tutto a te. Sei tu il mio pastore. Un anno sacerdotale intenso di meditazione, di riflessione su questa figura. Personalmente che cosa le ha suscitato, quale aspetto ha riscoperto? È una riprecisazione dei fondamenti biblico-teologici del ministero pastorale ordinato, ma in modo particolare la dedizione pastorale, perché come già accennato nei documenti del Magistero del Concilio Vaticano II, la nostra santità, la santità dei preti e dei presbiteri, la si trova proprio come contenuto il ministero stesso. Quindi una rimotivazione, una riattualizzazione della dedizione pastorale che trova nella figura storica del curato d'Ars una sua emblematica icona, che forse non era così ben presente a tutti, anche a noi preti. Spero che abbiamo potuto in questo anno anche sperimentare una gioia rinnovata di essere sacerdoti, di aver ricevuto questa chiamata, di essere stati scelti come servi di Gesù, buon pastore, e servi della Chiesa, dei nostri fratelli, potendo ripetere a noi stessi e agli altri: io sono felice di questa chiamata, io sono felice di questa vita nonostante le difficoltà. I miei compagni saranno sempre la felicità e il tuo amore. Monsignor Rizzo, un anno sacerdotale intenso per tutti i sacerdoti nel loro insieme e anche personalmente, immagino. Che cosa ha suscitato a lei? Intanto suscita il ricordo del giorno ormai lontano in cui è nata la decisione e poi è stata accolta dalla Chiesa dell'ordinazione, ma mi pare che sia stata in fondo un allargamento di orizzonte, ecco questo, quello che è capitato in quest'anno. Cioè molte volte l'eccesso di lavoro restringe gli orizzonti, fa vedere solo le cose vicine, e le più urgenti, le più impellenti, mentre in quest'anno si è allargata l'area della riflessione, ecco, certamente in una direzione grande che è quella del significato del rapporto con Dio, ecco, ma anche di un maggiore legame fra di noi preti. Questo è stato anche facilitato dall'evento dell'arrivo del nuovo vescovo, ecco, perché l'arrivo di un vescovo è la chiamata del presbiterio a fare corpo attorno a lui, ecco, questo mi pare che sia l'anno sacerdotale. Poi ha suscitato molta preghiera, ha suscitato anche molti pellegrinaggi ad Ars, dove è vissuto il santo curato, che era l'icona di questo anno sacerdotale. E lo riempi fino al mondo, e lo riempi della tua gioia. Sicuramente è un anno di grazia e posso davvero ringraziare il Signore per i benefici che ha operato in tanti anni di sequela a Lui, il seminario, ben 13 anni,
e quest'anno davvero lo ringrazio in modo particolare perché ho sentito la chiesa tutta, ma anche la chiesa diocesana vicina ai sacerdoti, ai ragazzi che appunto stanno diventando sacerdoti, stanno preparando a diventarlo, e l'ho sentita appunto accanto con la preghiera e con la vicinanza, accompagnandomi fino all'ordinazione sacerdotale. Ecco. Non possiamo dimenticare che prima di essere pastori noi siamo pecore. Siamo, per dire così, pastori pascolati dal Signore, anche noi, cioè siamo oggetto delle cure del buon pastore. Quelle che abbiamo sentito sono alcune testimonianze della celebrazione di chiusura dell'anno sacerdotale svoltasi nella chiesa del Monastero della Visitazione a Treviso, celebrazione che si è chiusa per tutto il mondo con la festa del Sacro Cuore l'11 giugno. E a proposito di sacerdoti, uno fra i tanti lo abbiamo incontrato, lo ha fatto per noi Gianfranco Tommasi, Monsignor Bruno Fasani, già direttore del settimanale diocesano Verona Fedele, autore di un libro, un romanzo che parla, tra le altre cose, della solitudine del prete. Il libro si intitola Il cappello sull'acqua. Gianfranco Tommasi. Monsignor Bruno Fasani, 63 anni, ordinato sacerdote nel 1974, curato nei primi anni di ministero sulle sponde del Garda, parroco in collina, quindi giornalista al settimanale diocesano Verona Fedele, come vice direttore prima e direttore responsabile poi, sino a 3 anni fa, quando assunse l'incarico di direttore dell'Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali, nonché canonico del capitolo della cattedrale. Opinionista e commentatore del costume italiano, è spesso chiamato ad esprimere il suo parere sulle reti televisive pubbliche e private. Apprezzato scrittore, in questi giorni, dopo una serie di saggi sulla vita ecclesiale e sulle vicende morali del nostro paese, in particolare a difesa dei valori cristiani, ha dato alle stampe il suo primo romanzo, Il cappello sull'acqua. Monsignor Fasani, perché questo libro in questo momento? Ma perché mi è sembrata una storia umana, una storia vera, ovviamente poi romanzata, ma è una storia vera. Mi è sembrata che raccontasse un tema importante, che è la sofferenza della gente, ma anche la sofferenza e la solitudine di un prete. Forse oggi non succederebbe più, come è scritto nel romanzo, perché oggi forse avremo un diverso modo di affrontare il problema, ma certamente ci racconta come la solitudine di un prete possa passare attraverso tanti motivi e tante occasioni. E comunque è una storia di grande attualità, perché oggi si discute sul celibato dei preti, e questo non è certamente un libro a favore dell'abolizione del celibato dei preti, ma è un libro che racconta la fatica a volte di vivere il celibato e quanto i giudizi e i pregiudizi della gente possano condizionare questa fatica. In una delle pagine del suo libro c'è scritto: dedico questo libro ai tanti Don Paolo, Agnese e Gianni, protagonisti Giovanni del suo libro, nascosti nell'anonimato di sofferti silenzi, e a quanti hanno perduto la speranza, travolti dai sensi di colpa. È una realtà dettata dalla solitudine del sacerdote e da tanti pregiudizi, come lei ha detto prima. Sì, perché in fondo il romanzo muove da una situazione in cui i giudizi e i pregiudizi della gente creano tanta solitudine. A volte le persone più sensibili e più indifese sono quelle che subiscono le ingiurie della vita, cattiverie che non nascono spesso in malafede, ma che finiscono per incidere profondamente. In questo senso ogni tempo ha le proprie vittime, con modalità diverse, ma io credo che oggi tanti preti stiano soffrendo pene grandissime per accuse, per colpe ingiuste, per tanti pregiudizi che vengono sparsi nei confronti del clero,
penso che ci siano tante Agnese, cioè persone fragili nella vita che non hanno nessuno che le difende, e penso che i tanti Giovanni, che sono persone che magari avrebbero diritto ad avere una protezione, una famiglia, una certezza, e che invece non ce l'hanno. Non necessariamente i Giovanni sono i figli dei preti, i figli della trasgressione, ma i Giovanni sono spesso delle creature che per varie ragioni non possono avere la gioia e la felicità di una famiglia. In questo senso, ripeto, cambiati gli scenari, troviamo che i Paolo, i Don Paolo, le Agnese e i Giovanni si ripetono nel tempo. Ho voluto raccontare delle solitudini in fondo, ho voluto raccontare anche forse un ambiente, quello agreste di 50-60 anni fa, che chi ha la mia età lo ricorda, e che oggi per molti aspetti è sparito. Quale evoluzione c'è stata nel giro di 50-60 anni rispetto ai tempi della mia prima infanzia? E quindi, ripeto, ho intercettato molti giudizi positivi, ma soprattutto da parte di quei preti che dicono il romanzo ci insegna che prima di giudicare dovremmo davvero capire cosa si nasconde nella solitudine. E a me è piaciuto molto perché proprio anche oggi, mentre sto dicendo queste cose, un prete mi diceva: ho mandato questo romanzo in Argentina, l'ho regalato ad altri preti perché per tutti c'è una lezione, e la cosa forse più bella ancora è che i preti che l'hanno letto, magari letto d'un fiato perché dicono che il romanzo abbia un ritmo che si presta a questa rapidità di lettura, dicevo, molti preti mi hanno detto, compresi preti importanti della diocesi, mi abbiano detto: ci sono schegge di grande sapienza antica, al di là della trama del racconto, ci sono schegge di grande sapienza antica. Uno mi diceva: il romanzo è autobiografico tuo, riferendosi a me, ma non perché sia la tua storia, perché si sente che c'è un prete che ha vissuto dall'interno, che ha ascoltato e che ha capito cosa vogliono dire le fatiche di un prete. Eccoci tornati insieme dopo la prima interruzione pubblicitaria in questa ultima puntata di Insieme da Aquileia, all'interno della quale parliamo di scuola. Scuola davvero paritaria, ed è questa la domanda che ci facciamo, che si fa il mondo ecclesiale, che soprattutto per quanto riguarda le scuole per l'infanzia ha una parte davvero importante in Regione Veneto. E allora il nostro direttore Alberto Feltrin ne parla con due persone importanti: Don Edmondo Lanciarotta, delegato per la Conferenza Episcopale Triveneta per la scuola, l'educazione e l'università, e Adriano Coccia, che è presidente dell'AGESC, l'associazione genitori per le scuole cattoliche. La linea allora va ad Alberto Feltrin. Bene, grazie Mirko, buonasera ai telespettatori. Ci troviamo a fine anno a parlare di scuola, come aveva detto appunto Mirko Cavallin nella sua introduzione, di scuola paritaria. Siamo a Treviso in un istituto paritario, l'Istituto delle Suore Canossiane, e siamo in compagnia di due ospiti particolarmente qualificati. Abbiamo Don Edmondo Lanciarotta, che è responsabile dell'ufficio scuola della pastorale scolastica della Conferenza Episcopale Triveneta, e poi abbiamo Adriano Coccia, che è presidente dell'AGESC, l'associazione che riunisce i genitori delle scuole cattoliche, scuole paritarie come le definiamo ormai. È l'occasione per tracciare una sorta di bilancio di ciò che è accaduto nel corso dell'anno, un anno particolarmente difficile, ma anche per fare qualche cenno ad alcune novità che si prospettano. E io comincerei da queste ultime con un servizio di Michela Faggiani che ci presenta le decisioni che la Giunta regionale del Veneto sta prendendo in materia di parità scolastica, con un innalzamento annunciato di 2 milioni di euro, quindi il contributo della Regione Veneto per le scuole paritarie salirebbe a 14 milioni e mezzo, ma sentiamo qualche particolare in più in questo servizio.
In attesa da Roma del decreto attuativo del federalismo scolastico, l'assessore regionale alle politiche sociali, Remo Sernagiotto, già parla di diminuzione dell'obbligo scolastico per i bambini veneti ai 3 anni e della standardizzazione delle rette scolastiche, siano scuole statali che paritarie. È la proposta che lancia il nuovo assessore dall'incontro con i presidenti provinciali della FISM, di fronte ai numeri sui servizi alle scuole dell'infanzia del Veneto, che parlano di un 70% dei bambini veneti tra i 3 e i 5 anni che frequentano le scuole d'infanzia non statali e che nel 2009 sono costate alla Regione 14 milioni e 500 di contributi, pari a 155,61 euro a bambino, per un totale di 1.192 scuole paritarie e oltre 93.000 bambini. Le famiglie dovranno dunque fare una scelta educativa prima di tutto. Alle scuole invece l'onere di scegliere il proprio piano formativo ed educativo e di gestire al meglio personale e bambini, gestione che potrà essere controllata più volte dalla stessa Regione. Una rivoluzione copernicana per il mondo dell'infanzia veneta, che riguarderà anche la prima infanzia, i bimbi dai 3 mesi ai 3 anni, che sono in continuo aumento, un più 320% dal 2000 al 2009. Attualmente sono in funzione 1.000 strutture tra asili nido, nidi integrati, nidi aziendali, centri infanzia per 28.000 bambini, per una copertura media del 19,8%, media tra le più alte a livello nazionale, anche se proprio l'aumento della popolazione under 3 anni chiama la Regione e il territorio a impegnarsi per una copertura ancora migliore dell'attuale. Lo abbiamo sentito dal servizio, 2,5 milioni di euro in più a una scuola paritaria che quest'anno ha sofferto in maniera particolare proprio la situazione finanziaria, anche con i tagli che erano previsti dalla legge finanziaria. Adriano Coccia, proprio a nome delle famiglie, ecco, qual è il sentimento, sperando che tutto si confermi come è stato annunciato? Ma se tutto si conferma come è stato annunciato, evidentemente noi non possiamo come genitori che dare un parere positivo. Se si alza il contributo nei confronti delle famiglie, questo viene da noi giudicato in termini appunto positivi. C'è da dire che oltre al quantum c'è anche il quando viene erogato, perché gli istituti a loro volta hanno un problema di programmazione e quindi hanno la necessità di sapere sì quanto incasseranno, ma anche quando incasseranno. Sul tema in generale, invece, quello che introducevi, io direi che c'è una specie di idiosincrasia, però di dissociazione di idee, perché da un lato si cerca, e la Regione Veneto sembra sia su questa strada, di aumentare i contributi e di aiutare le famiglie, da quell'altra l'ultima notizia sulla riforma Tremonti o come si chiama è che le scuole paritarie vengono considerate un bene di lusso e in quanto tale sono un indice per fare gli accertamenti, e questo evidentemente vuol dire fare cassa a spese di un diritto che hanno le famiglie di scelta educativa nei confronti dei figli. Certo, ecco, vecchio tema, diciamo, Don Edmondo, vecchio tema che riguarda veramente la posizione che non si capisce perché poi a livello di enunciazioni generali invece non è così, ma poi a livello di provvedimenti invece. Noi speriamo che questo sia una goccia positiva che riveli una volontà politica che assume un bene condiviso da tutti, il riconoscimento di questo servizio pubblico delle scuole paritarie dentro un sistema di educazione e di formazione a livello nazionale, di cui una regione che vede la presenza capillarmente inserita delle nostre scuole nel territorio, a secondo risolvendo ed esprimendo il principio della sussidiarietà, riconosce questo un bene di tutti, e quindi la politica, in questo caso, la politica regionale, non fa favoritismi, non fa scelte di parte, assume veramente un bene e questo poi lo difende e vorremmo che sia difeso non solamente come un contributo alle scuole dei sacerdoti, alle scuole delle comunità cristiane, ma alla scuola della comunità, e quindi non uno scambio di favori, quanto invece un riconoscimento esplicito di un bene di tutti, perché la formazione e l'educazione delle giovani generazioni è un bene di tutti. Speriamo che questo sia una goccia e di un cammino, possiamo dire, un segmento di un cammino positivo. Ecco, fra poco ne parleremo in maniera anche un tantino più approfondita, perché nel tema generale del federalismo e quindi di una, diciamo così, delocalizzazione in qualche maniera del potere
non solo decisionale ma anche della gestione anche economico-finanziaria nel quadro della politica nazionale, si parla anche di scuola, cioè anche la scuola entra in qualche maniera nel grande tema del federalismo. Prima però vorrei chiedere un'altra cosa che riguarda proprio il contenuto, il senso stesso di queste scuole. Si è parlato di scuole cattoliche in passato, poi di scuole paritarie, oggi si tende a parlare di scuola di comunità. Ecco, mi sembra una definizione molto interessante che esprime un impegno che è un impegno, diciamo, non soltanto in termini finanziari, o perlomeno si spera. Esattamente, si spera appunto questo. Allora, praticamente la scuola è una comunità ed è una comunità educativa. La scuola poi, storicamente, diciamo le scuole cattoliche, scuole così della comunità, sono nate dentro la comunità cristiana, all'interno del loro progetto educativo, di educazione, di formazione delle giovani generazioni. Quindi è una scuola della comunità perché è espressione della comunità. Ebbene, questo valore che è molto presente nella nostra regione Veneto, ecco, l'abbiamo detto tante volte, è diventato anche una legge dello Stato. Oltre ad assumere le scuole da parte dello Stato, la continua, progressiva riforma della scuola, attraverso quella parola autonomia, praticamente ha evidenziato questo bene, ha risaltato questa dimensione della collettività, della comunità. E quindi non è stata una benevola concessione che dallo Stato, ecco, viene data alle varie scuole, ma è un riconoscimento di un principio di base che ogni comunità ha la responsabilità di elaborare, di produrre, di favorire, di iniziare la propria scuola e di sostenerla. Quindi sotto questo aspetto qui è che al principio ci deve essere anche la conseguenzialità di carattere economico e anche la volontà che queste scuole paritarie, e facendo parte della scuola, del sistema, siano considerate scuole della comunità, in un pluralismo e in una dialettica per il bene di tutti. Ecco, credo che la prima comunità sia la comunità familiare che dovrebbe sentirsi coinvolta in questo progetto, e qui chiederei l'intervento di Adriano. Perché molto si è parlato, forse in maniera demagogica, del coinvolgimento della famiglia nella scuola. Di fatto la critica che viene mossa dai genitori è che ci si trova ai margini in realtà della scuola, delle scelte educative, perlomeno della scuola statale. C'è qualche appunto da fare, e qui lo chiedo al genitore e al responsabile dell'associazione di genitori, ecco, da questo punto di vista della scuola cattolica. Beh sì, c'è indubbiamente molto da fare, anche perché io ricordo che l'articolo 30 della Costituzione riconosce alla famiglia il dovere, prima che il diritto, dice dovere e diritto all'educazione dei figli. E sappiamo che la Costituzione è laica per definizione. Se poi dopo la portiamo invece nel nostro credo religioso, io rappresento un'associazione cattolica, è evidente che a maggior ragione di fronte a Dio che ci ha fatto il dono dei figli, noi abbiamo questa responsabilità, la responsabilità di progettare il futuro dei nostri figli. Noi chiediamo continuamente ai vari livelli, a partire dal livello nazionale per arrivare ai livelli locali, una partecipazione più diretta, più concreta nel processo educativo della scuola, perché vogliamo farne parte. Questo però è, al di là dei principi che tutti condividono e a parole ci si riconosce, troviamo che questo invece è ancora un percorso molto lungo. Credo che sarà lungo perché accettare i genitori vuol dire anche dialogare con loro, vuol dire sentirne le esigenze, vuol dire far entrare nel progetto educativo di una scuola anche la posizione dei genitori, insomma. Certo, ecco, io vorrei approfittare anche dell'occasione che c'è stata della presentazione da parte dell'assessore alle politiche sociali del Veneto di questa delibera che la Giunta del Veneto intende assumere come impegno per le scuole paritarie. Vorrei approfittare di questa occasione per proporvi anche un'intervista che ha realizzato ancora Michela Faggiani all'assessore Sernagiotto proprio sul tema della parità scolastica nel suo insieme, e poi vedremo di commentare alcuni passaggi insieme ai nostri ospiti di questa sera. La scuola dell'infanzia, il modello veneto, è unico, nasce molti anni fa sui bisogni delle comunità
e c'è sempre stata una grande attenzione da parte della Regione, dello Stato, in quel contributo per togliere quella che noi chiamiamo la retta delle famiglie. Oggi più che mai, infatti la Regione aumenta il suo capitolo da 12 milioni del 2009 a 14 milioni e mezzo per ridurre ancora la partecipazione della famiglia. Oggi né la Regione né lo Stato in Veneto è in grado né di avere i contenitori né le strutture per dare una risposta da 3 a 6. Che io dico che ormai è scuola d'obbligo. Il 97% dei ragazzini veneti vanno alle scuole d'infanzia, vuol dire che è la scuola di tutti, che è una scuola sentita. E noi non siamo in grado. Oggi garantisce il 70% queste scuole che venivano dalle parrocchie, dall'organizzazione di IPAB fatte dalle famiglie e compagnia. Noi vogliamo sostenerla, ma noi crediamo che nel federalismo scolastico, che dovrebbe arrivare dopo il federalismo demaniale, noi vogliamo costruire un nuovo modello. E nella scuola d'obbligo, che oggi è da 6 a 15 più 1, vorremmo in Veneto indicarla da 3 a 15 più 1, ma in quel federalismo ci danno le scuole fino alle medie superiori e lì vorremmo costruire un modello tra il nostro modello veneto delle paritarie alla scuola statale, vorremmo costruire un modello che dovrebbe garantire a tutti la scelta educativa senza la retta, perché oggi abbiamo la scuola statale che costa molto di più, gratis, che ha funzione pubblica, la scuola paritaria con la stessa funzione pubblica che costa molto meno, che c'è anche una retta da parte delle famiglie, perciò solo chi più può fa la scelta educativa. Il modello che noi vorremmo portare, più scuole e la scelta educativa in capo alle famiglie. Lei ha parlato di sussidiarietà e più controlli, cosa significa? Cioè, questo è quello che deve fare la Regione. Noi alla scuola, sia quella paritaria sia quella statale, c'è già l'autonomia scolastica, grande disponibilità nella sussidiarietà, fate voi sul territorio, fate voi presidi, però la Regione controlla. La Regione deve fare solo 2 grandi cose, la programmazione e il controllo, ma il controllo, come dico io, rispetto a quello che ho visto, dovrà essere feroce, almeno per 3 anni, poi tornerà a essere buono. Abbiamo sentito dall'assessore Sernagiotto questa indicazione che riguarda appunto il tema del federalismo. Sono appena usciti, ma si stanno attendendo i decreti attuativi per quel che riguarda la prima fase del federalismo, vale a dire il federalismo demaniale, che riguarda il territorio, il patrimonio del territorio, che dovrebbe passare appunto al controllo delle regioni e dei comuni e delle province. Fase successiva, quella del federalismo scolastico. Abbiamo sentito appunto qual è la posizione dell'assessore Sernagiotto, anche questa sua attenzione a quello che dovrebbe essere il ruolo della Regione in termini di programmazione e di controllo. Speriamo. Ecco, faccio riferimento, questo è molto interessante, al documento e al messaggio che le aggregazioni delle scuole cattoliche a livello del Veneto hanno elaborato in preparazione della scadenza elettorale delle elezioni appunto per la Regione Veneto e anche a tutti i rappresentanti politici, sia deputati che senatori, ecco, promossa anche dalla Conferenza Episcopale del Veneto per promuovere appunto il bene della scuola. E uno degli aspetti fondamentali è questo, che si invocava alla Regione Veneto una riflessione e anche una operatività di guardare tutta la complessità di ciò che è la scuola, di ciò che è la formazione personale, ecco, dalle materne, anzi dall'infanzia, anzi dall'inido, ecco, fino alle superiori, alla formazione personale, che ci fosse però una autorità condivisa che mettesse mano a questa complessità. Quindi l'intervento di Sernagiotto, che apprezziamo, possiamo dire, ecco, è un intervento condiviso anche dagli alti responsabili, in questo caso la formazione è l'assessore Donazzan, ecco, è un intervento condiviso anche da tutta quanta la giunta regionale, cioè è una volontà politica di prendere mano e di guardare complessivamente, ecco, perché questo comporta anche un dialogo con la conferenza Stato-Regioni, ecco, e nel rispetto delle leggi dello Stato
Stato e Regioni, perché per quanto riguarda tutta quanta questa realtà, ecco, sono materie queste che ineriscono al percorso della istruzione e poi al percorso della formazione. Ecco, e poi toccano anche aspetti delle politiche sociali di cui Sannagiotto è responsabile. Allora vedete, sotto questo aspetto qui noi siamo disponibili per dialogare con gli autorevoli, i responsabili anche della politica, in maniera tale da dare il contributo affinché settori che finora sono stati un po' separati, ambiti separati, abbiano una legislazione normata, regolare, responsabile, chiara, precisa, in maniera tale che ognuno ha le sue responsabilità e quindi questo non più dentro le politiche sociali ma dentro l'istruzione, ecco, o comunque dentro la formazione personale. Ecco, io mi auguro che questo, le aggregazioni cattoliche delle scuole paritarie sono pronte a dialogare, speriamo che questo possa essere e quindi potremmo dire, ecco, da questi microfoni, da questo teleschermo, potremmo lanciare veramente un appello perché si possa costruire una sorta di tavolo della scuola, anche in vista proprio del federalismo, dove vengano coinvolte tutte le realtà, comprese quelle del mondo della scuola paritaria. Speriamo che questo possa essere un segno positivo, appunto nel riconoscimento che qui non si fa un gioco di parte, non si fa confessionalismi, non si fa preferenze, ma si dà un contributo affinché tutto l'assetto della scuola, perché la comunità cristiana e i nostri vescovi sono preoccupati di tutta la scuola, perché se va male la scuola, va male anche la scuola paritaria, se va male la scuola paritaria va male tutto il sistema della scuola, quindi noi vorremmo contribuire affinché ci sia veramente un'attenzione a tutta la complessità, superando le frammentazioni, i favoritismi e visioni parziali. Ecco, siamo quasi in conclusione, ma prima vorrei chiedere a Adriano Coccia, ecco, proprio in tema di federalismo scolastico, perché poi il grande rischio è che questi termini che affascinano molto si rivelino in realtà o demagogici, oppure si costruisca in nome di un federalismo, si costruisca un nuovo centralismo magari, ecco, perché poi il problema è anche questo, cioè non più il centralismo nazionale, ma un centralismo per esempio regionale, un centralismo provinciale, ecco, questo è sempre stato uno dei grandi problemi quando si è parlato di delocalizzazione. Ecco, qual è la tua idea, ecco, così di... Ma già lo dicevi tu nella tua domanda, il ragionamento è molto semplice. Se si costruisce questa nuova casa, perché qui stiamo parlando non tanto di me o delle Accetto o della televisione che tu rappresenti, qui stiamo parlando del futuro delle nuove generazioni. Se noi questo futuro lo vogliamo costruire, è necessario che venga costruito assieme. È necessario che la componente politica, la componente delle famiglie, la componente della CET, la componente degli insegnanti, la componente dei gestori delle scuole, siano esse di Stato o non di Stato, sia chiamata a partecipare, altrimenti si arriva al discorso che tu adombravi, che verrà fatto un qualcosa che poi a caduta va sulla testa delle persone, sia chi lavora all'interno della scuola a tutti i livelli, sia delle famiglie. Se invece si apre un tavolo serio, non tanto per creare la commissione, per avere la moltiplicazione degli incarichi, ma semplicemente perché ciascuna componente che è chiamata a progettare il futuro delle giovani generazioni possa dire: la mia idea è questa, la mia idea è questa, e dal confronto sicuramente, e dalla diversità che è ricchezza, sicuramente si arriva a qualcosa di positivo. Se invece rimane un qualcosa che sta dentro a un certo ambito, dentro a certe stanze, è evidente che poi il risultato non potrà certamente essere quello che si aspettano i giovani, perché i giovani hanno il diritto di aspettarsi, hanno il diritto che noi gli diamo gli strumenti che servono a crescere. Certo. E credo che qui da questo punto di vista potremmo lanciare anche un appello un po' a tutte le aggregazioni anche del mondo della scuola paritaria a farsi carico anche di questi temi per non trovarsi impreparati, perché in fondo il rischio potrebbe essere quello che, ok, ci troviamo davanti a un federalismo scolastico pensato da altri in cui si è già ai margini. Forse questo periodo di vacanza nel mondo potrebbe servire anche a questo, a questa riflessione. Possiamo dire che all'interno della conferenza episcopale che qui rappresento non si va in vacanza,
Assolutamente, si è costantemente e quotidianamente attenti a creare sinergie, reti, sì, parole nuove, comunione è una parola che noi esprimiamo, ecco, collaborazioni, cooperazioni, ecco, per tenere viva all'interno della comunità cristiana questa passione educativa, che è un capitolo del grande impegno educativo, no, delle comunità cristiane che saranno chiamate appunto a svolgere, ecco, nei prossimi decenni. Ecco, e dentro questo capitolo della grande sfida educativa c'è un soggetto che è la scuola, poi abbiamo tante scuole, ma è la scuola che insieme con la famiglia, insieme con la comunità cristiana, è chiamata ad esprimere pienamente la sua mission, la sua finalità. E allora l'impegno costante anche in questo tempo di vacanza affinché tutti coloro che sono protagonisti, soggetti della scuola, diano il loro contributo, però bisognerebbe anche che coloro che hanno la responsabilità politica della gestione, si rendano veramente conto che bisogna che si facciano le scelte. Qui parlerò un po' forse in termini provocatori, ecco, vorrei essere capito, non deve essere l'economia a decidere e a definire gli ambiti e i quadri della scelta, deve essere la politica che ha la responsabilità di dettare, ecco, i vincoli all'economia. E qui purtroppo possiamo dire che le riforme anche nell'ambito scolastico, le riforme in ambito del sistema anche educativo, rischiano di essere dettate prevalentemente da volontà economiche, e poi ci si impegna il più possibile di fare in modo che anche gli orientamenti educativi e politici e le strategie scolastiche in qualche modo devono anche corrispondere al budget. Ecco, capisco che non si impone una riforma solamente in ambito economico, ma dare gli orientamenti di fondo deve essere veramente una comunità. Ci auguriamo che la nuova stagione, ecco, della regione, ecco, Veneto assuma questo, e in dialogo con le altre regioni che hanno assunto e stanno assumendo anche sempre di più con maggior responsabilità la sfida educativa, possono dare un contributo per il bene di tutta quanta la nazione italiana, come anche l'impegno della conferenza episcopale si è impegnata in questi anni, come vi ricordate, con la bella anche assemblea, ecco, che ha coinvolto tutti i soggetti di autonomia, parità, federalismo, proprio per il bene della società comune italiana. Benissimo, allora grazie ai nostri ospiti, noi ci lasciamo anche un po' con questo impegno, quello di fare della televisione, quindi ben vengano suggerimenti anche da parte vostra, quello di fare della televisione anche una finestra aperta su tutte queste problematiche, perché credo che il soggetto principale poi alla fine non è la scuola in senso stretto, la famiglia, lo Stato, la regione o che ne so io, ma sono i giovani, e quindi è un po' il nostro futuro e naturalmente anche il nostro presente. Grazie allora a voi. Buone vacanze intanto, ma come abbiamo sentito, per pensare naturalmente, e restituisco la linea a Mirko Cavallin per i servizi di Insieme da Aquileia. Grazie Alberto, riprendiamo la linea qui dallo studio solo per dire che torneremo sicuramente a parlare di questo tema e per lanciare la pubblicità. L'ultima parte ancora molto ricca di questa ultima puntata di Insieme da Aquileia, parleremo di Suore Visitandine, di Suor Maddalena Volpato, figlia della Chiesa, la sua causa di beatificazione, del patronato Pio X di Cittadella, di una scuola per neomamme e di un restauratore di chiese a Gerusalemme. A tra poco. Eccoci tornati insieme per quest'ultima puntata di Insieme da Aquileia. Il 2010 un anno speciale per le suore dell'Ordine della Visitazione. Il loro ordine fu fondato esattamente 400 anni fa da San Francesco di Sales e Santa Giovanna Francesca de Chantal. Ma tra tutte le celebrazioni di quest'anno la più sentita è stata la messa solenne tenutasi il 6 giugno, giorno esatto della fondazione, quest'anno coinciso con la solennità del Corpus Domini. L'abbiamo seguita presso il monastero della Visitazione
Visitazione a Treviso durante questa giornata di festa, però non possiamo dimenticare un lutto che ha colpito la piccola comunità delle suore di clausura. Proprio domenica infatti è mancata suora Francesca Teresa, che noi stessi avevamo intervistato a gennaio in occasione dell'inizio delle celebrazioni. Ci racconta tutto Valentina Voi. Sono passati 400 anni dalla fondazione dell'Ordine della Visitazione e il messaggio delle suore visitandine è sempre più attuale nella sua essenzialità. Il messaggio che vi diamo, che Dio ci ama immensamente, che tutto è amore, che tutto, anche la sofferenza è amore e che tutto nella vita è nulla, tutto è nulla, tutto è nulla, solo Dio è, solo è l'amore, solo è la pace, solo Lui. È una festa speciale quella che si è tenuta il 6 giugno presso il monastero della Visitazione di Treviso. Si celebra infatti la fondazione dell'ordine, avvenuto il 6 giugno del 1610 con l'entrata di Madre Giovanna Francesca e le sue prime figlie nella Casa della Galleria ad Annecy, in Francia, con il compendio delle Costituzioni scritte da San Francesco di Sales. Un ordine claustrale aperto alla relazione con l'altro. Fu proprio il fondatore a voler dare questa impostazione alle visitandine. San Francesco di Sales è famoso nella Chiesa perché è stato colui che ha fatto capire come ogni vocazione, ogni stato di vita, come si diceva, quindi anche chi è sposato, eccetera, ha la possibilità di vivere una relazione con il Signore. È stato da questo punto di vista un anticipatore della spiritualità che poi ha propugnato il Vaticano II, perché in quel tempo pareva che solo chi si chiudeva in un convento, in un monastero, poteva vivere davvero la vita cristiana. Però è interessante che ha voluto anche che ci fosse la presenza di un ordine che nel suo progetto iniziale non era totalmente claustrale, ma poi lo è diventato perché così a quei tempi si voleva, insomma, nella Chiesa, che abbia voluto appunto anche questa presenza. Il 400° della fondazione dell'ordine è stato festeggiato con una messa solenne presso il monastero trevigiano. Una celebrazione che ha visto una partecipazione particolarmente commossa a causa della malattia di Suor Francesca Teresa, uno dei punti di riferimento per le persone che visitavano il monastero. La sorella si è spenta quella sera stessa. Ci spostiamo ora nell'Alta Padovana, precisamente a Cittadella, dove alcune settimane fa è stato inaugurato un importante luogo di aggregazione, il patronato e centro parrocchiale intitolato a San Pio X, nato dalla volontà di creare per la comunità cittadellese un luogo dove incontrarsi e proporre e svolgere varie attività, eventi sportivi, culturali, ricreativi, incontri di formazione, spiritualità e volontariato. Vediamo di conoscerlo meglio anche noi. Compito dell'educazione cristiana è anche di offrire ambienti di vita dove tutti, ma specialmente vorrei dire le nuove generazioni, possono trovare un ambiente sano, un ambiente che favorisca il loro pieno sviluppo e le loro attività. La Chiesa è sempre stata nella sua missione anche un fattore di aggregazione, di unità, di comunione, di fraternità, di sviluppo delle più sane energie, da quelle sportive a quelle culturali e via dicendo. Nel 2003 il Vescovo Antonio Mattiazzo, in visita pastorale qui a Cittadella, esortò la comunità a mettere a disposizione della sua comunità un centro parrocchiale rinnovato, quindi di cercare di costruire un patronato nuovo. Quello esistente aveva solo nella Villa Cons un centro dove si poteva ancora svolgere la catechesi e i gruppi di azione cattolica e altri gruppi o movimenti trovavano lì, solo in quella zona lì, la loro sede. Sono partiti i lavori circa nel 2008 e a 2 anni di distanza oggi siamo qui ad inaugurare un patronato che è abitato, possiamo dire, da circa 35 associazioni sportive, associazioni laicali, associazioni che hanno riferimento diretto con la pastorale parrocchiale e anche diocesana.
questa è una struttura direi innovativa, il patronato andava ristrutturato, c'è stato questo grande investimento da parte della parrocchia, però anche con un contributo anche della Fondazione Cassa di Risparmio. Direi che è innovativo perché all'interno di questo centro si faranno tutta una serie di attività che vanno dalle attività sportive alle attività ricreative, sedi delle associazioni, degli scout, si giocherà a calcio, sentivamo prima perfino a biliardo, quindi insomma veramente un centro, un cuore pulsante della nostra città. L'importanza è data da questo aspetto di far convogliare tutte le forze, tutte le attività della comunità in un luogo unico che finora non c'era. Eravamo dispersi in vari luoghi sia per la catechesi sia per altri incontri, anche in vista che, come dicevo prima durante anche la presenza del Vescovo, che prima o poi resteremo con un cappellano solo, per cui era importante avere un luogo unico in cui parroco e cappellano possono arrivare in qualsiasi momento e condividere tutte le attività formative, ricreative, culturali, sportive dei ragazzi e di giovani e di adulti che frequenteranno e già frequentano questo patronato. E da Cittadella torniamo a Treviso, precisamente nel Tempio di San Nicolò, dove pochi giorni fa si è svolta la sessione di chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità della serva di Dio Maddalena Volpato, suora figlia della Chiesa. Una celebrazione molto semplice ma anche molto solenne. Era costituito infatti un tribunale per la chiusura di questo che è, come si dice tecnicamente, uno dei momenti del processo per la beatificazione. Ora tutti i documenti arriveranno in una copia al Patriarca di Venezia, che aveva istruito a suo tempo la causa. Altre 2 copie andranno alla Congregazione per le Cause dei Santi a Roma. Noi abbiamo raccolto alcune voci nell'ambito di questa celebrazione. Sentiamo. Maddalena Volpato, una santa per il terzo millennio, potremmo dire, nella sua semplicità. Sì. Ma a me viene da dire una santa per tutti i tempi, perché ha le caratteristiche più evangeliche della santità, appunto, la semplicità, la piccolezza davanti al mondo che rivela invece una grandezza straordinaria, una tenacia nella sua vocazione, una capacità di soffrire veramente straordinaria. Una bellissima figura che merita di essere conosciuta, io credo di più. Bisognerà nella nostra diocesi che facciamo conoscere questo frutto della santità di questa nostra Chiesa. Riconoscenza a una persona che in particolare nelle famiglie di una certa età, negli anziani, è molto ricordata, il ricordo è molto vivo, tant'è che in occasione di intitolare una via a qualche personalità mi sono arrivate parecchie richieste scritte di intitolare tale via a Suor Maddalena Volpato, e da lì abbiamo cominciato a incuriosirci, a capire, ad approfondire, e abbiamo capito che era una persona splendida, dedita agli altri, con enorme sacrificio anche della vita per gli altri, e quindi sono qui proprio per riconoscere un po' a nome dei nostri concittadini. Per la comunità cristiana di Sant'Alberto è certamente un evento importantissimo. Sentita la sua presenza, c'è un ricordo molto vivo
e grazie a Dio possiamo enumerare ancora tanti testimoni presenti, proprio viventi, che hanno potuto incontrare e percepire veramente questo dono di santità e di vita veramente cristiana, che si è coronata poi anche col suo dono di vita, l'offerta di tutta la sua vita. La comunità di Sant'Alberto si è preparata nella preghiera, con momenti di incontro, facendo conoscere sempre di più la figura di Suor Maddalena, ma anche proprio cercando di riconoscerla come una figlia della nostra comunità cristiana, dove è stata battezzata, ha fatto la prima comunione, la cresima e ci ha vissuto veramente le tappe fondamentali di una vita cristiana che l'ha portata a vivere in pienezza il suo dono. Un esempio anche per le generazioni di oggi. Un esempio anche per le nostre generazioni, anche per i più piccoli, il riferimento proprio all'unità di tutta la Chiesa, il saper offrire la propria vita, il saper partire dalle cose molto semplici e ordinarie, quella catechesi che svolgeva dentro la parrocchia e che diventava per lei strumento vero di passione, di annuncio di un Gesù vivo in mezzo alla comunità cristiana. Questa grande gioia davvero di festeggiare con tutti, con questo popolo di Dio. Soprattutto questo mi entusiasma, voglio dire, perché è bello condividere con il popolo questo dono che non è solo per noi. Maddalena è nostra prima di tutto, però è della Chiesa, quindi questo è il dono grande che abbiamo ricevuto e che vogliamo condividere. Lei come ha conosciuto la figura, la storia, l'opera di Maddalena? Io non l'ho conosciuta personalmente perché io sono nata dopo che lei era morta, però l'ho conosciuta attraverso le mie consorelle e soprattutto attraverso la fondatrice. E proprio quando sono entrata nella comunità, perché ho fatto questa scelta, il Signore mi ha fatto questo regalo della vocazione di figlia della Chiesa, sia la fondatrice sia le mie consorelle me ne hanno sempre parlato come di una persona molto semplice, però eccezionale nell'impegno veramente con il Signore, grande amore per il Signore, grande amore per la Chiesa, fino al punto di offrire la sua vita. Quindi per me è stata e continua ad essere un punto di riferimento, davvero. Io, Suor Giuseppina Audasso, postulatrice generale delle Figlie della Chiesa, nel processo di canonizzazione della Serva di Dio Maddalena Volpato di Santa Teresa di Gesù Bambino, figlia della Chiesa, giuro di aver adempiuto fedelmente e diligentemente il compito che mi è stato affidato e di mantenere il segreto d'ufficio, così Dio m'aiuti. Un'altra tappa importante nella storia di Maddalena. Quanta felicità! Perché tutti hanno collaborato, questa è la cosa più grande, no? C'è stato il contributo della ricerca storica, della commissione guidata da un esperto, il professor Miele, c'è stato il contributo dei testimoni soprattutto, del giudice, dei notai che si sono rivelati eccellenti e poi è proprio venuto su piano piano tutto. La CEI ha indetto una giornata di preghiera per l'ecumenismo in unione ai fratelli protestanti delle confessioni evangeliche che festeggiano i 100 anni della loro riunione nel Consiglio ecumenico delle Chiese. E questa è una regia che l'ha fatta lo Spirito Santo. Noi abbiamo scelto una data di chiusura e domani abbiamo questa risonanza, sarà un avvenimento piccolo, forse non tanto conosciuto e partecipato, però ci dice che il cammino ecumenico è importante. E come diceva il Patriarca, Maddalena ha intuito prima dei tempi in un certo senso, c'erano già altre figure, questa cosa. Perciò la gioia è soprattutto che siamo stati strumenti del Signore che sta portando avanti Lui molto più avanti e quindi ci resta questo sorride, ci resta questo impegno del sorriso, ecco, e giustamente anche del carisma proprio della fondatrice.
E quanto prima speriamo che per Maddalena si arrivi alla beatificazione. Ora cambiamo decisamente argomento. Dopo una laurea in ingegneria, molte sono le strade che si aprono per i giovani laureati, anche se non sempre è facile trovare lavoro in Italia. C'è però chi è riuscito a coniugare lavoro e fede. Abbiamo intervistato un giovane ingegnere padovano che ha scelto di restaurare chiese, pensate un po', a Gerusalemme, e pensa addirittura al suo futuro in Terra Santa. L'intervista di Valentina Voi. Da Padova a Gerusalemme, perché? Perché io ho studiato ingegneria edile e poi ho fatto un master a Roma in architettura sacra, mi interessava il campo e tramite un amico sono venuto a conoscenza dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della custodia di Terra Santa a Gerusalemme e sono andato un mese lì lo scorso luglio per fare un'esperienza di volontariato facendo un progetto per le Clarisse. E stando un po' lì e conoscendo un po' la realtà locale mi è piaciuto molto e l'ingegnere appunto Ettore Soranzo mi ha proposto di fare un'esperienza di lavoro lì di un anno e io ben volentieri sono andato. Io sono pagato per un progetto che si chiama Pietre Vive, che è un tentativo di recupero e gestione di tutte le case della custodia di Terra Santa che nel corso dei secoli ha acquistato e concede ai cristiani locali per aiutarli a restare lì come presenza della Chiesa viva, da cui appunto il nome del progetto. Dentro tutto questo grande progetto in cui si relazionano varie figure professionali, mi occupo anche di manutenzione e di ristrutturazione di alcune proprietà della custodia. A Gerusalemme hai trovato diverse religioni che si intrecciano, c'è una riflessione particolare che ti ha stimolato questa esperienza a livello religioso? Tante volte noi occidentali che siamo abituati a una fede personale ci accorgiamo di come lì l'aspetto religioso sia soprattutto un'appartenenza identitaria e durante gli scontri tra i vari gruppi è più un pretesto che non una questione di fede, tant'è che appunto nessuna fede dice di attaccare l'altra, però tante volte viene usata come appunto scusa solo per giustificare una propria tradizione, appartenenza etnica e culturale. Nonostante i cristiani spesso anche loro ricalchino questo aspetto di appartenenza più etnica e culturale che non di fede personale, comunque sono una società che deve continuamente lottare per restare tra due grandi forze che sono quella ebraica e quella araba musulmana. Nonostante appunto la povertà di questa piccola società cristiana, sono comunque un punto di, come dire, da guardare curiosamente, perché è l'unica società in cui non è coltivato l'odio per le altre. Nel tuo percorso hai incontrato anche una traccia di storia veneziana, ce la vuoi raccontare?
Sì, dunque la cosa che mi ha colpito in particolare è stato ad Acri, dove appunto nella cittadina ormai stato di Israele, e uno dei quartieri della città storica aveva sul portale di ingresso il leone di San Marco. La cosa mi ha incuriosito, sono andato a chiedere agli studiosi dello Studium Biblicum francescano di Gerusalemme ragioni di questa presenza. Ho scoperto che appunto durante i secoli di permanenza della custodia in Terra Santa sono state varie difficoltà causate appunto dal dominio dell'impero ottomano e spesso la Repubblica Serenissima è intervenuta con i propri ambasciatori presso la corte del sultano a Bisanzio per salvaguardare i diritti della presenza della custodia. L'ultimo servizio ora di questa puntata, di questa stagione di Insieme ad Aquileia, parla di Mamme, una scuola per neomamme proposta dal Centro Aiuto alla Vita di Treviso, che già svolge, pensa a tanti servizi, soprattutto per le mamme, le giovani donne immigrate. Appunto, tante donne diventano mamme proprio qui in Italia, è un fatto che numericamente succede sempre più spesso e per loro appunto è stata pensata addirittura una scuola, un corso. La conosciamo insieme a Francesca Iuculano. La scuola per neomamme nasce all'interno della nostra esperienza del Centro Aiuto Vita di Treviso. L'esperienza ci ha portato a vedere come le mamme avevano bisogno non solo di materiale, quindi di latte, pannolini, articoli per l'infanzia, ma anche di un supporto di tipo educativo. Ci siamo resi conto di questi bisogni educativi, di questa emergenza educativa e abbiamo pensato di attivare dei corsi preparto, postparto e di svezzamento per accompagnarle dal momento della gravidanza fino a 1 anno e mezzo circa. Qual è la particolarità di questa scuola? La particolarità è che abbiamo mamme da tutto il mondo. Mamme da tutto il mondo che si mettono assieme e che condividono una nuova cultura dell'infanzia. Perché hai scelto di diventare volontaria del CAV? Io ho venduto parte della mia società, lavoravo in proprio e avendo del tempo a disposizione ho deciso di fare un servizio di volontariato. Conoscevo il Centro Aiuto alla Vita, sono una mamma, mi piacciono i bambini e subito mi sono entusiasmata. Ero a casa in maternità anticipata e avevo il desiderio di condividere con altre mamme, di camminare a fianco con altre mamme per condividere questa bella esperienza della gravidanza, insomma avendo anche del tempo libero. E quindi hai scelto di diventare volontaria del CAV. Poi hai avuto il tuo primo bambino, la tua prima bambina? Sì, 2 anni e mezzo fa appunto ho iniziato, poi ho avuto il mio primo bambino e ho continuato. Ho iniziato con la distribuzione, attualmente sto collaborando con i corsi preparto e postparto, tenendo i contatti con la Lega del Latte e cercando di sostenere le mamme nell'allattamento al seno.
quello dello svezzamento è stata un'esperienza a questo livello molto importante. Abbiamo lavorato con le volontarie sui sentimenti legati all'essere madre e dopo ancor più a cosa significa essere madre in un paese straniero e quindi tutte le difficoltà che possono nascere. Nel progetto Svezzamento ci sono stati momenti in cui è emerso in modo chiaro la fame di relazione, insieme alle difficoltà che possono esserci concrete di mangiare, di vivere la concretezza di una realtà. C'è stato proprio il bisogno di un confronto e trovare la centralità di tutto questo, il fatto che l'essere mamma accomunava tutte queste donne. Hai partecipato alla scuola per neomamme? Sì, ho partecipato alla scuola, adesso circa 6 settimane l'abbiamo fatto e l'ho trovato bene perché così è come si chiama, un percorso per la nascita, è vero, un percorso così la gente ti accoglie, ti fa vedere le cose che forse non sapevi o ci sono tante cose che... Ho imparato tutto qua perché loro sono bravissimi, non sapevo niente, neanche cambiare un pannolino. Qua sono venuta, ho fatto corso preparto, ho imparato tutto e dopo ho fatto anche corso post-parto. Quanti anni hai? 24. Da dove vieni? Brasile. Da quanto sei qua in Italia? 2 anni e mezzo. Come ti trovi adesso? Benissimo, benissimo, sono contenta. È il tuo primo bimbo? Sì, primo, sì. E questa dunque è la scuola per neomamme a Treviso, l'ultimo servizio di questa edizione, l'occasione allora per ringraziare complessivamente tutti coloro che nel corso della stagione, colleghi giornalisti, collaboratori e tecnici hanno consentito la realizzazione di questo programma che tornerà, lo speriamo vivamente, magari potenziato nella prossima stagione. Io vi ricordo che queste puntate le potrete rivedere sul nostro canale YouTube, lo vedete in sovraimpressione, www.youtube.it/Telechiara Produzioni, ma non mancheremo nel corso dell'estate perché ogni martedì sempre alle 21 vi riproporremo i migliori e più interessanti servizi di questa stagione. A tutti grazie per averci seguito e buon proseguimento, buona estate.